Buonasera. La conferenza della professoressa Maria Antonietta Falchi, accademica, che ha insegnato a lungo presso il Dipartimento di Scienze Politiche come ordinario di Storia delle dottrine politiche e che ha studiato a lungo e attentamente, con grande merito, in ambiti quali il potere, obbligazione politica, diritto di resistenza nel Medioevo e nella prima metà moderna, e con particolare riferimento alla riforma protestante, e molte delle sue pubblicazioni riflettono gli studi che ha compiuto, l'ultimo dei quali è del 2023, Religione e politica a 500 anni dallo scritto di Lutero sull'autorità secolare. Ebbene, questa sera la professoressa Falchi ci parlerà di una persona molto particolare, Martin Bucer, che si colloca in un momento di grande travaglio e insieme di vivacità nel mondo cristiano, domenicano, se ricordo bene scomunicato per aver sposato una monaca, tenta, peraltro invano, di pacificare i protagonisti del movimento riformatore, soprattutto di pacificare movimenti quali quello di Lutero e di Zwingli. Quindi da un certo punto di vista si può dire, ma la professoressa Falchi mi correggerà, un eroe dimenticato dell'unità riformata. Sì. A lei la parola, professoressa, grazie. Grazie, professoressa Rolandi. Allora, come ha già detto la professoressa, siamo sempre nei 500 anni dalla riforma e io in qualche modo mi ricollego alla mia conferenza, poi è venuto fuori un saggio del 2023 sui 500 anni dell'autorità secolare di Lutero. Quindi Lutero e Bucer sono entrambi protagonisti della riforma in Germania, secondo linee divergenti, però. Ecco, diciamo che ci sono divergenze, tante cose ci sarebbero da dire sul punto di vista religioso della riforma e delle riforme, che peraltro erano abbastanza conflittuali fra loro. Ecco, questo però sarà un po' la cornice, perché io più che altro vado a vedere qual è la posizione politica, cioè questa concezione magari anche teologico-religiosa, che ricadute porta in campo politico, in Bucer, così come le portava in Lutero, così come le porterà in Calvino e un po' in tutti i riformati, perché tutti avevano questa duplice prospettiva: la religione, il rapporto con Dio e con quindi singoli cristiani, ma poi anche il rapporto con le autorità, anche perché l'autorità era vista come uno strumento per perseguire il fine religioso, oppure un ostacolo, secondo se era un tiranno o un re giusto. E quindi, tornando appunto a Bucer, dobbiamo parlare di teologia e anche di politica, proprio perché anche in questi anni nell'impero tedesco questi due elementi erano molto legati. Da un lato la Chiesa, se non si sente ditemelo, perché da un lato la Chiesa entrava anche in campo politico, ovviamente esercitava un potere politico o provava a esercitarlo, e dall'altro lato le autorità politiche volevano intromettersi anche nell'ambito religioso, quindi c'erano delle forti intromissioni reciproche. Allora, a parlare di teologia politica uno oggi direbbe vabbè, è una cosa da matti, invece a quell'epoca aveva molto senso, perché secondo la linea teologica che si seguiva, ecco che si seguiva anche una certa linea o concezione o programma politico. Però ecco, la cosa più importante forse che caratterizza la politica di questo periodo, cioè del 500, della prima metà del 500, è un pluralismo di poteri che troviamo in Europa, cioè abbiamo l'imperatore, abbiamo, a parte, io mi riferisco sempre al Sacro Romano Impero della nazione tedesca, quindi non al resto dell'Europa, ma limitata a quella parte lì, che peraltro è grande. Quindi abbiamo l'imperatore, abbiamo dei principi, abbiamo degli altri nobili, duchi, conti, abbiamo i magistrati delle città. Le città sono molto potenti perché hanno il commercio che quindi le arricchisce. E quindi poi nelle città, ad esempio, abbiamo
a volte principi laici, ma abbiamo anche i vescovi principi, quindi abbiamo una forte intromissione dell'area della parte religiosa con la parte politica. E quindi questi elementi sono fortemente in conflitto, perché il potere di uno porta a ridurre quello dell'altro e viceversa, e ogni giustificazione per sostenerne uno o una linea anziché un'altra è ben voluta, è cercata da coloro che vi hanno interesse. Allora nel 1500 noi abbiamo il Sacro Romano Impero della nazione tedesca, che deriva dal Sacro Romano Impero fondato da Carlo Magno nell'800 e che comunque oramai ha questa collocazione, ha questa denominazione, e gli imperatori di questo periodo sono Massimiliano I e poi Carlo V. Massimiliano I fino al 519 e poi Carlo V mi pare che muore nel 1556, quindi oltre il discorso che noi faremo. L'impero è molto... va bene? L'impero è stato riorganizzato. Ecco, allora all'interno dell'impero ci sono molti stati, quindi c'è la Germania, certo, però non è che ci sia solo la Germania ovviamente, ma c'è l'Austria, c'è la Svizzera, c'è la Spagna, c'è una parte dell'Italia, una parte della Francia e anche altre. Quindi è una grossa parte dell'Europa che si colloca sotto questo potere e sotto questa collocazione, sotto questa struttura giuridica. Abbiamo un complesso sistema di leggi e di regolamenti e una complessa struttura istituzionale. Ci sono questi stati imperiali all'interno dell'impero che hanno un ruolo molto importante, perché possono o collaborare con l'imperatore, allora lo rafforzano, oppure fare opposizione, come molte volte succede, e creano un problema. La famosa causa religionis, cioè il fatto che noi seguiamo un'altra religione, la vostra è sbagliata, eccetera, nella riforma intendo dire. La famosa causa religionis in realtà ha anche una connotazione politica, perché la causa religionis è una giustificazione per fare opposizione, per contrapporsi, per affermare l'autonomia magari di una città nei confronti di uno stato dell'impero o di un principato. E quindi questa è una cosa che rende ancora più importante questa integrazione delle due fattispecie. Abbiamo visto che nel 1517 Lutero avvia la riforma protestante in modo rivoluzionario, e cosa accade? Accade che molte autorità politiche che erano presenti nell'impero tedesco usano la riforma luterana e quelle che poi seguiranno proprio per contrapporsi all'imperatore. E l'imperatore cosa fa dalla sua parte? Non so se fosse un gran cattolico, non penso, ma si impone e vuole che non si cambi la religione e vuole mantenere il legame con la Chiesa, e quindi cos'è? Diventa un tiranno, perché vuole imporre questa conformità religiosa, e allora a maggior ragione si parla di difendersi contro il tiranno. Insieme a questa situazione piuttosto caotica, oserei dire, c'è Martin Bucer, che proprio, secondo me, si preoccupa di questo: cercare come collocare giuridicamente e politicamente e come giustificare teologicamente questo insieme di poteri che interagiscono, e appunto a volte in modo conflittuale, potere dell'imperatore, dei principi, dei nobili e delle città. E quindi questo è proprio quello che Bucer di cui si occupa e che studia. L'altro giorno rileggevo una biografia di Bucer scritta da Ermanno Genre, e che definisce Bucer il riformatore sempre compresso tra Lutero e Calvino. E perché infatti di Bucer non è che si parli, almeno solo se ne parla nei libri dove si studiano queste cose, libri di storia politica, di storia della Germania, di storia della Riforma, ma a livello un po' più superficiale non se ne parla, perché Lutero e Calvino hanno avuto un seguito maggiore e un peso maggiore nel futuro. Direi che Bucer poi non ha una sua linea teologica, perlomeno per quello che ci ho capito io, ma Bucer ha questa linea politica invece molto importante. Va bene, almeno sentì. Ma mi fa piacere, vedo che si sente, va bene, scherzo. E quindi vi parlavo appunto di questo ambiente dell'impero tedesco. Ci sono i principati, i ducati, eccetera, e poi ci sono queste città. Queste città vengono chiamate libere città imperiali. Perché sono libere? Perché non hanno un signore feudale, non dipendono da un feudatario, però sono soggette all'imperatore, quindi libere sì, però imperiali.
magari a volte possono essere residenze imperiali, oppure a volte sono città che erano soggette a un principe o a un vescovo, si sono liberate e allora sono libere città nell'impero, e questa era appunto Strasburgo. Strasburgo la vediamo dal 1200, Strasburgo poi opererà Butzer, dal 1200 è una città libera del Sacro Romano Impero, una città importante, con un governo autonomo dal 1300, c'è un consiglio della città, ci sono famiglie patrizie e famiglie borghesi, quindi non c'è un principe, ma questa pluralità della componente sociale dà luogo anche al governo della città. Nel 1500 Strasburgo è governata da una oligarchia. E quindi insieme a Strasburgo ci sono molte altre città. Cosa accade alla riforma protestante? Da un lato abbiamo visto il luteranesimo più che altro viene predicato proprio nella Germania, tipo la Sassonia, l'Assia, nella parte della Germania dove c'erano i principi, e il luteranesimo direi che è la riforma dei principi, mentre ci sono molti altri riformatori delle città. Abbiamo Zwingli a Zurigo, Capitone Butzer a Strasburgo e Colampadi a Basilea, Calvino a Ginevra. Tutti questi riformatori della città, dice, perché così tanti? Effettivamente perché ogni città ha una sua struttura storico-culturale e quindi evidenzia magari una figura che prende il ruolo di riformatore. A volte si alleano, poi a volte non si alleano, quello dipende un po' da come vanno le cose e i loro rapporti. Quindi dopo che nel 17 appunto Lutero affiggendo le 95 tesi inizia la riforma a Wittenberg, quindi in Sassonia, poco dopo comincia anche la riforma di Strasburgo. Nel 1520 Strasburgo, seguendo Lutero, sceglie il luteranesimo, però poi lo abbandona e quindi aderisce alla riforma delle città, diciamo. Chi è che decide questa adesione? Il Consiglio cittadino. Perché c'è un'altra cosa da tenere presente in questa storia politica, più che religiosa ovviamente, che le autorità cittadine, il Consiglio, quindi un organo che rappresenta l'oligarchia, il patriziato, anche il popolo, secondo il tipo di società che c'è in quella città, prende decisioni anche in materia religiosa, e questo effettivamente a noi sembra un po' strano, ma anche i riformatori, come poi vedremo, considerano l'autorità politica superiore a quella religiosa, un'autorità politica che è ordinata da Dio, quindi ha una missione data da Dio, non è che l'hanno scelta solo gli uomini, ordinata da Dio, ha il compito di portare il bene nella città e anche la vera fede, e quindi di orientare gli organi religiosi, le autorità religiose, i vari pastori che vi predicano, ciascuno in una città diversa, perché appunto non sono tutte uguali le linee. E allora Butzer, abbiamo detto di Strasburgo, appunto giunge a Strasburgo nel 1523. Era nato nel 1491 a Schlestadt in Alsazia. L'Alsazia ora fa parte della Francia, ma a quell'epoca faceva parte della Germania, nel confine, insomma, verso la Francia, faceva parte della Germania. E anche Strasburgo era in Alsazia, anche Strasburgo, quindi ora Francia, a quell'epoca Germania. Quindi Butzer lui è proprio tedesco, infatti tutte le cose c'è da ringraziare quando è in latino perché si legge bene, se no è tedesco, che di quello di una volta, che io cioè, si fa un po' di fatica, e quindi è proprio tedesco. e sì, poi come è scritto, infatti lasciamo perdere. E nel 1506 Butzer aveva 15 anni e entra nell'ordine dei domenicani, appunto perché è lui proprio un domenicano, e secondo me questa formazione la risente poi sempre. I domenicani lo mandano a studiare a Heidelberg, che invece era proprio nella Germania, dove c'era anche Lutero. Riceve una formazione domenicana, diciamo, quindi classica e teologica al tempo stesso. Studia Cicerone, studia San Tommaso, studia Bartolo da Sassoferrato, studia Erasmo da Rotterdam, l'Instituzio, e quindi una bella preparazione anche ampia per un giovane, ma a quell'epoca era quella che si dava, insomma, a chi voleva avere una preparazione valida. Dopo 10 anni viene ordinato anche sacerdote. Nel frattempo, nel 1518, Butzer conosce Lutero e lo conosce proprio a Heidelberg, perché Lutero era stato convocato a Heidelberg il 26 aprile del 18, perché si era di fronte al capitolo generale degli agostiniani tedeschi, l'ordine a cui apparteneva Lutero, perché c'era una disputa sul tema delle indulgenze a proposito di quel fattaccio del 1517
che agli agostiniani non andava giù, ovviamente, delle 95 tesi di Lutero. È presente anche il giovane domenicano Martin Bucer, che diciamo, insomma, si piglia molto, si innamora, piglia molto di simpatia a Lutero, lo prende come maestro, non so come dire, anche se lui dice: io però ho anche Erasmo. Lui riconosce di avere due maestri, Lutero ed Erasmo, un po' diversi, ma meglio, perché se sono diversi danno più preparazione, direi. E quindi Bucer sente molto, almeno da giovane, l'influenza di Lutero, unita alla sua ammirazione ad Erasmo, e si definisce erasmiano e martiniano. E quindi in lui ci sono sia l'umanesimo che la riforma. Quindi Bucer, proprio perché ha questa formazione domenicana, è teologo e umanista, e in una lettera che scrive a Lutero nel 1520 dice: tua et Erasmi sententia nullam habeo sanctiorem, quindi mette a fianco, insomma, le parole di Lutero e di Erasmo, che peraltro erano abbastanza diversi anche come carattere, ma insomma, comunque. Cosa accade nel frattempo? Che poi Bucer, insomma, con la conoscenza di Lutero si converte, e l'ammirazione per Lutero, si converte alla Riforma. Nel 21 abbandona l'ordine domenicano con dispensa papale, tra l'altro era entrata a 15 anni, credo che fosse troppo giovane, quindi ha avuto la dispensa anche. Poi nel 1522 sposa un'ex suora, Elisabeth Silbereisen. Poi parliamo delle mogli, poi torniamo alla parte. Rimane vedovo nel 41 per la peste. Poi nel 1542 sposa Vibrandis Rosenblatt, che era la vedova di Capitone, l'altro riformatore di Strasburgo, che c'era prima di Bucer e che è morto anche lui nella peste del 41. Quindi questa peste è stata abbastanza, insomma, decisiva per i matrimoni, diciamo. E questa donna, la Rosenblatt, la seconda moglie, seguirà Bucer fino alla fine, anche nell'esilio in Inghilterra, con tutti i figli, perché c'erano i figli avuti da Bucer con la prima moglie, poi i figli avuti dalla seconda con Capitone e avuti dalla seconda con Bucer. Purtroppo molti erano morti, ma quelli, perché la peste, ma quelli che erano sopravvissuti andarono tutti con questa coppia in Inghilterra. Allora lasciamo da parte la famiglia, torniamo a Bucer. Nel 22-23 quindi ha lasciato l'ordine domenicano e va in giro per varie città dove c'era la possibilità a predicare, città tedesche. Però nel 1523 viene scomunicato. E allora non gli resta che rifugiarsi a Strasburgo, perché Strasburgo era già passata alla Riforma e quindi non c'era più l'autorità della scomunica, non contava niente. Quindi a Strasburgo diventa predicatore, riformatore e teorizzatore della riforma delle città. Sempre questa riforma delle città, eccetera, la sviluppa fondandola sulla sua duplice linea classica e teologico riformata. Nel 1529 scrive un commentario ai Salmi, di tanti che ha scritto, e qui dice che Dio anche ha dato insigni elementi di sapienza agli autori pagani, anche agli autori classici, anche prima che fossero consapevoli e conoscessero le scritture. E quindi i cristiani, siccome Dio ha dato questa sapienza a queste figure meravigliose, ma pagane comunque, i cristiani devono accoglierle come doni preziosi. Quindi qua c'è già l'impostazione della sua cultura umanistica e del come lui la legittima. Ecco, poi vediamo brevemente le pubblicazioni più importanti di Bucer. Le più importanti sono i commentari biblici, ne ha scritti veramente tantissimi, e poi ciascuno in tante edizioni. Poi ci sono cose più brevi, sermoni eccetera, ci sono le lettere, però i commentari secondo me sono molto significativi. Scrive le narrazioni in Evangelia in diverse edizioni, 27, 30, 36, però quella del 1530 è quella più importante, che poi noi vedremo. Poi scrive Salmorum Libri Quinque del 1529, da cui ho preso quella frase. Poi scrive le Metafrases et Narrationes in Epistolam ad Romanos del 1536. Questo è un altro punto importante, perché l'Epistola ai Romani ha quella frase sul potere ordinato da Dio in cui tutti ci vanno a toccare, o tirandola sinceramente un po' da una parte un po' dall'altra, perché ognuno dà l'interpretazione diversa, però è un punto da cui uno scrittore che si interessa a queste tematiche non può non toccare.
e poi nel 1944 un commentario in Librum Iudicum. Quindi moltissimi commentari molto voluminosi e anche molto belli, molto ben fatti. E proprio attraverso questi scritti politici e questi commentari, che poi in fin dei conti non sembrerebbero la cosa più facile per parlare di politica, ma comunque Butzer costruisce la sua concezione politica, e noi vediamo attraverso le edizioni eccetera anche gli sviluppi, perché tra l'altro anche Butzer è un po' da politico, diciamo, parte con la Repubblica e va a finire alla monarchia secondo nei decenni che poi della sua vita, perché poi la storia va avanti, e quindi vabbè, poi questo lo vedremo. Allora, nella prima edizione dei commentari ai Vangeli del 27, Butzer premette a questa edizione una dedica proprio ai magistrati di Strasburgo, e questi magistrati di Strasburgo li definisce ordinati da Dio e mandati nella loro città a annunziare al popolo la sua parola. Ora, noi penseremo che annunziare al popolo la parola di Dio debbano essere i pastori, i sacerdoti, e no, e invece lui dice questi magistrati perché sono ordinati da Dio e quindi hanno questo compito. Quindi a questi magistrati sono attribuiti compiti religiosi, compiti di correzione, di riforma, di disciplina e anche di controllo dell'ortodossia degli stessi pastori. Quindi vedete che nella riforma si è capovolta un po' la situazione, no? È un po' come se la responsabilità e anche il potere dei pastori, degli ecclesiastici sia diminuita e sia aumentata quella dell'autorità politica. Poi nel 1530 pubblica la seconda edizione delle Narrationes Perpetue in Sacra Quattuor Evangelia, e questo è forse il testo più interessante, però secondo me non so. Qui ci sono vari punti. Allora, innanzitutto comincia contrappone, diciamo, la forma di governo repubblicana o cittadina al principato, e parla di Christianus princeps sive res publica, oppure di princeps et magistratus. Quindi in realtà non dovrebbe dire Christianus principe, la Repubblica non è un contrapporre alla città, ma la città viene identificata con la sua forma di governo. La città è una repubblica, la città è quasi un magistrato, comunque c'è nella città un magistrato. E quindi si crea questa distinzione tra principati e repubbliche cittadine. E c'è un'altra cosa da dire, che perlomeno in questo scritto, in questo commentario, c'è una valutazione da parte di Butzer positiva molto forte a favore delle repubbliche. E allora qui noi possiamo richiamare tante figure che ha studiato, tanti autori, Cicerone innanzitutto, il modello della Repubblica Romana, ma poi anche figure del Medioevo, ad esempio Tommaso d'Aquino, che nella commento alla politica di Aristotele distingue tra regime regale e regime politicum. Politico è limitato, eccetera, eccetera. Il regale tende poi a diventare tirannico. Poi Bartolo da Sassoferrato, che nel De Regimine Civitatis distingue tra regime di uno, di pochi e di molti. Questa è la distinzione di Bartolo, però è più fina di quella di Butzer, perché ci sono 3 livelli, uno, pochi, molti. Invece Butzer fa solo pochi e uno, diciamo, uno e pochi, insomma. Il molti non lo considera. E tra l'altro dice una cosa Butzer abbastanza forte, cioè dice: chi tenta di trasferire in un uomo solo il potere, la potestà che Dio prima ha diviso tra molti, questa persona resiste all'ordinazione divina. Quindi Dio avrebbe in quest'opera del 30 ordinato le autorità in forma plurale, diciamo, attraverso più persone, e non avrebbe ordinato il singolo re o il singolo imperatore. Chi voglia farlo invece si oppone alla sua resistenza. Quindi non solo un monarca tiranno, questo è logico che è contro Dio, ma anche un monarca più o meno normale, diciamo, va contro l'ordinazione divina. Questo vi dico che lo dice qua perché poi non lo dice più, ma per ora lo dice. Poi, come vi dicevo, si evolve un po' secondo gli sviluppi storici, eccetera. E quindi siamo nel 1530 e a questo punto si presenta a Butzer un problema, cioè lui ce lo presenta e dice che
in questo presens rerum status, in questa condizione, abbiamo un ulteriore problema che si presenta, e cioè che i principi e le repubbliche devono essere considerati liberi di fare opposizione anche contro chi li ha investiti del potere, cioè se c'è un imperatore che ha investito del potere dei principi o delle città, ma questo imperatore si comporta contro la legge di Dio, eccetera, i principi e le città devono fargli opposizione e difendere i loro dipendenti, i loro sudditi contro l'imperatore tiranno, altrimenti anche qui si va contro l'ordinazione divina. Quindi hanno anche una funzione molto forte nel controllo e nella correzione dello sviluppo della magistratura e della città. Quindi cosa dice Butzer nel 1530? Affronta il tema del diritto di resistenza, non l'aveva ancora nominato. E il diritto di resistenza non è una cosa da poco, ovviamente, perché un conto è dire questi magistrati sono buoni, questi sono cattivi, eccetera, questo è facile, ma dire che si può ribellarsi e resistere con la forza contro un'autorità politica, insomma. Allora, intanto nessuno dice che lo possono fare i privati, questo non lo dirà certo Lutero, ma neanche Butzer. I privati no, i privati devono soffrire, dice Lutero, sopportare e soffrire. Per ora, poi magari in futuro, non si sa, passando i secoli. Però Lutero dice anche i magistrati inferiori non possono ribellarsi, mentre Butzer dice i magistrati inferiori devono ribellarsi e resistere contro l'imperatore, ovviamente se si comporta da tiranno, perché? Per difendere il popolo che Dio ha affidato non solo e non tanto all'imperatore, ma anche a tutte queste magistrature intermedie. E poi si fa presto a comportarsi da tiranno, perché basta, dico per quell'epoca, voler imporre una religione, una tipologia di cristianesimo o cattolico, magari se il popolo vuole avere quello riformato, o riformato se vuole avere quello cattolico, o viceversa, o anche le varie forme di riforma, no? Perché abbiamo varie tipologie, quella di Lutero, quella di Butzer, eccetera, e non sono tutte considerate uguali. Allora, qui c'è una frase in latino che io provo a tradurre, che dice Butzer, dice: è dimostrato questo, che non resistere al male è stato detto ai privati. Chiunque sia titolare di potestà o di mero imperio, che sarebbe il potere di vita e di morte, così, a questi è affidato l'obbligo di difendere coloro che Dio ha affidato a lui, cioè i suoi sudditi, con la forza contro l'autorità superiore che si comporti da tiranno, e non può non farlo, c'è proprio un obbligo che c'ha, perché Dio ha dato all'autorità inferiore la spada proprio per fare questo. Allora, a questo punto non si capisce più perché Dio cosa ha fatto? Ha ordinato l'imperatore, per modo di dire, e poi i principi e poi i magistrati della città. Però se l'imperatore si comporta da tiranno, i principi o i magistrati delle città ordinati da Dio, ma per stare sotto l'imperatore, hanno un obbligo di combattere l'imperatore tiranno, perché Dio vuole questo. Quindi è una situazione abbastanza complessa, che comunque poi vabbè, le guerre ci sono sempre state, poi le hanno fatte, non credo, perché non so se perché ci fosse l'ordinazione divina, ma le hanno fatte comunque per diversi motivi. Però questo è una cosa molto forte, perché a quell'epoca non si diceva che non c'era questo obbligo, questo diritto di opporsi all'autorità superiore e in particolare all'imperatore, insomma. Che poi era l'imperatore quello che voleva mantenere il cattolicesimo, proibire il protestantesimo, le varie riforme delle città, eccetera. Allora, questo fatto di Butzer e del diritto di resistenza però non è poi così condiviso, ci sono interpretazioni contrastanti e ci sono dibattiti, però secondo me è abbastanza chiaro, insomma. E ora mi sembra che anche le opinioni prevalenti siano a favore, cioè dicono che lui ha riconosciuto questo diritto di resistenza anche delle autorità inferiori contro l'autorità superiore dei principi e dei magistrati delle città. Quindi sono ordinati da Dio e ad essi è affidata la difesa dei sudditi contro la tirannide e anche la difesa della vera religione, ovviamente, perché vi dicevo che c'è questa strana commistione tra religione e politica.
e poi ovviamente è affidato ai magistrati inferiori, vabbè, anche al perseguimento del bene materiale e morale della città, il bene dei cittadini, eccetera. Questo sempre nel commento del 1530 ai Vangeli lo dice. Allora, per fare un piccolo confronto, vediamo una frase detta da Lutero nel 1526, scritta da Lutero nel 1526, nello scritto Se anche le genti di guerra possono giungere alla beatitudine, e Lutero dice, parlando delle autorità inferiori, dice: quando un principe si volge al suo imperatore non è più principe ma uomo privato nell'obbedienza all'imperatore come tutti gli altri. Quindi secondo Lutero non si pone neanche l'ipotesi che un principe o un magistrato possa opporsi all'imperatore e resistergli, perché deve obbedirgli, in quanto è principe per chi gli sta sotto, ma di fronte all'imperatore è un uomo privato e quindi deve obbedire. Quindi ci sono poi ci sono altre frasi di Lutero che non ho ricopiato, quindi ci sono veramente in questo periodo, prima del 30 ancora, quindi è ancora molto presto, due posizioni veramente, veramente in contraddizione tra Lutero e Butzer e anche altri magistrati cittadini che sono più vicini a Butzer. E d'altra parte Lutero è stato l'ultimo a accettare il diritto di resistenza, quindi è anche comprensibile che a questa data qua non fosse ancora pronto. E Butzer però critica Lutero, dice che questa posizione di Lutero è in contrasto con la Costituzione dell'impero, perché la Costituzione dell'impero non prevede il potere di uno solo, ma prevede una struttura pluralistica composta di un imperatore e di comunità minori con autonomia giuridica. E dice che è in contraddizione anche con le Sacre Scritture. E perché? Perché dice che nelle Sacre Scritture si sostiene il pluralismo dei poteri, quindi la poliarchia. E adesso vi dico una cosa strana. Nel 1530 in questo testo Butzer cita una frase di San Paolo che poi invece e dice: San Paolo Paulus scripsit quae vero sunt potestates non dixit potestas a Deo ordinate sunt. Quindi dice San Paolo che tutte le potestà, tutti i poteri sono ordinati da Dio, non solo uno in uno Stato. E vi dico che bisogna starci attenti perché poi 6 anni dopo cambierà Butzer, però vabbè. E perché cosa accade 6 anni dopo? Accade che nel 1536 Butzer scrive quell'opera che vi ho detto, Metafrasi et narrazione, eccetera, eccetera, in epistola ad Romanos. E però c'è una cosa un po' originale, in genere le dedicava sempre questi commentari ai Vangeli ai magistrati delle città di Strasburgo, una l'altra di Marburgo, quindi magistrati cittadini. Invece queste commento all'epistola di San Paolo ai Romani, Butzer lo dedica all'arcivescovo Thomas Cranmer, arcivescovo anglicano di Canterbury. Questo è preoccupante, no, perché Canterbury è una monarchia non molto democratica né repubblicana, proprio una monarchia piuttosto, no? Dura. Ecco perché scrive. Allora, nel 1936 già le cose per loro andavano un po' peggio nell'impero tedesco, mentre in Inghilterra c'era stato lo scisma di Enrico VIII, perché per via del divorzio, eccetera, e quindi Butzer cominciava a guardare di là, a guardare verso l'Inghilterra, dove poi infatti si rifugierà. E infatti adesso l'introduzione, non so neanche dove sia finita, vabbè, nell'introduzione spiega il perché lui abbia dedicato questo commento a San Paolo ai Romani all'arcivescovo di Canterbury, perché l'Inghilterra è una grande monarchia cristiana e quindi per quel motivo lì. Quindi è un po' scivolato l'argomento, perché insomma. E poi si dedica a che cosa? A interpretare questa epistola di San Paolo ai Romani, e ovviamente c'è anche un'interpretazione politica. Allora, l'epistola di San Paolo ai Romani in genere è molto usata come giustificazione della teocrazia, no? Non c'è autorità se non da Dio, eccetera, e anche dell'assolutismo teocratico. Butzer lì 6 anni prima la considerava come fondamento della poliarchia. Vabbè. Adesso nel 1936 cambia un po' e pone al centro del discorso il re cristiano e dice praticamente che
San Paolo ha voluto dire che Dio ha ordinato questo re cristiano, eccetera, che però il re cristiano storicamente per governare ha bisogno dei poteri intermedi che sono anch'essi ordinati da Dio. Quindi il re cristiano diciamo che è un po' il centro del discorso, però questi poteri intermedi ci sono e Dio in qualche modo riconosce anche questi. Allora abbiamo nel commentario ai Romani un attacco alla monarchia e una forte valorizzazione delle repubbliche cittadine. E nel 1936 questo attacco si trasforma con un attacco alle monarchie assolute ed accentrate, perché dice proprio che che non si può dubitare che sia necessario in uno Stato che uno solo abbia il potere supremo e unisca tutte le cose. Quindi un potere supremo, un re cristiano ovviamente, ci vuole in una grande monarchia, magari in uno Stato piccolo potrebbe non volerci, non lo so. Lui parla di grandi monarchie. E poi passa a considerare la situazione, sempre nell'epistola ai Romani, degli Stati europei, e dice che ci sono negli Stati europei diverse autorità con diversi livelli di potere. Ci sono i titolari della summa potestas, che sarebbero i re e l'imperatore. Poi vi sono autorità intermedie, titolari del merum imperium, che sono i principi, i magistrati delle città. Però anche queste autorità intermedie sono ordinate da Dio e quindi sono originarie, non hanno il loro, perché se si dicesse che il potere deriva dall'autorità superiore sarebbe tutto fatto, niente resistenza e si obbedisce. Invece lui dice sono inferiori, però il loro potere è autonomo e quindi non dipendono dall'autorità superiore e sono necessari perché proprio se ci sono queste autorità intermedie abbiamo uno Stato stabile, uno Stato equilibrato, uno Stato veramente cristiano. E poi parlando della situazione dei vari Stati, parla dell'impero, dice nell'impero ci sono i principi elettori, ci sono i conti, i duchi, ci sono le città e tutti questi sono titolari del merum imperio e ciascuno emana le leggi per il suo popolo, per la sua città, esercita il potere penale, quindi di morte anche contro i facinorosi, cioè i delinquenti, diciamo, e anche di fronte all'imperatore ha la propria autonomia e la propria giurisdizione. Quindi imperatore sovrano, però questi poteri intermedi hanno una loro autonomia. Questo è il percorso politico di Butzer. Come va a finire? Allora, l'imperatore o il monarca è ordinato da Dio, se non è tiranno, perché sennò è contro Dio ovviamente. I magistrati intermedi non derivano il loro potere dal riconoscimento dell'imperatore, ma direttamente da Dio stesso. E proprio per questo hanno non solo il diritto, ma anche il dovere di opporsi a un'autorità superiore che diventi tirannica e che quindi vada contro le leggi divine. E ciascuno ha anche l'obbligo di agire contro l'autorità che l'ha investito, cioè se un principe ha avuto il potere dall'imperatore e giudica che l'imperatore sia tiranno, ha il dovere di opporsi all'imperatore, se ci riesce ovviamente, di opporsi all'imperatore anche se da lui ha ricevuto il potere. E tutto questo perché viene fuori? Perché oramai le cose in Germania, nell'impero tedesco diciamo più correttamente, non vanno tanto bene e la resistenza dei principi e delle città protestanti contro l'imperatore è oramai una necessità. E Butzer prima di Lutero lo riconosce e ne costruisce la legittimazione, sempre sui due livelli, teologico e istituzionale. E da dove viene questa presa di posizione di Butzer? Direi dalla tradizione classica, cristiano medievale, umanistica, dal diritto imperiale e dal contesto politico-istituzionale della riforma a Strasburgo, perché lui tra l'altro viveva lì, quindi sentiva molto l'atmosfera di Strasburgo e veniva abbastanza influenzato. Tant'è vero che dedica la prima edizione ai magistrati proprio di Strasburgo.
Quindi abbiamo un modello regolativo di città repubblica che ci viene proposto, un modello poliarchico, un regime repubblicano con magistrati che governano per l'utilità pubblica a potere limitato, caratterizzato da legalità, libertà politica, ed è costruito sulla base dell'organizzazione politica di Strasburgo. E Strasburgo è un modello, ci ricordiamo anche Erasmo nel 14 in una lettera ha indicato Strasburgo proprio come modello di buon governo. Quindi effettivamente, non lo so, lo sarà stato un buon governo, non ne ho idea, ma presumo di sì. E ecco, una cosa che fa Butzer però, forse Lutero non la fa questa, tende a integrare le due giustizie, divina e umana, le due funzioni, politica e religiosa, perché avete visto, i magistrati devono controllare i pastori, questa è una cosa piuttosto strana che francamente noi facciamo fatica a capire. Lutero era più netto, separazione dei due poteri e ognuno aveva i suoi compiti, mentre Butzer, proprio per volere vedere una città molto unita, unisce questi due aspetti, insomma, e quindi non consente una vera e propria separazione. Allora, adesso abbiamo visto un po' i contenuti, però dobbiamo ritornare un po' indietro per vedere brevemente le vicende storiche, perché per fare il commento ai commentari le ho lasciato un po' perdere. Allora, durante questi anni i principi delle città riformate hanno avuto molte difficoltà. Primo problema, la dieta di Spira, imperiale di Spira del 1529. Viene emanato un decreto imperiale a Spira che impone il ritorno dell'impero all'uniformità religiosa, addirittura al decreto di Worms del 1521, quello emanato proprio contro l'eresia luterana, quindi il primo. Cosa fanno i principi delle città? Fanno opposizione, proclamano "so protestieren wir", noi protestiamo, e da qui nasce il nome e anche il senso del partito protestante. Quindi dal 29 a Spira si comincia a dichiarare anche la necessità, direi, della disobbedienza verso l'imperatore, e quindi si comincia a giustificare il diritto di resistenza, e poi le cose vanno avanti, ovviamente non c'è solo disobbedienza passiva, ma vanno avanti. Una data importante è il 1530. In questa data alla Dieta d'Augusta fallisce un tentativo di conciliazione tra i protestanti delle varie linee e l'imperatore, e i principi, e viene chiesto di elaborare un testo da presentare all'imperatore con la propria fede, diciamo. Cosa accade? Che non sono d'accordo, ovviamente ne presentano più di uno. Allora i principi, la linea luterana va a finire nella Confessione Augustana, scritta da Melantone, che è presentata dai principi della Germania settentrionale, Sassonia e Asia soprattutto. Poi c'è un testo, la Fides Ratio di Zwingli per i cantoni svizzeri, e per Butzer c'è la confessione tetrapolitana delle 4 città, Strasburgo, Costanza, Memmingen e Lindau, che è scritta dallo stesso Butzer. Ora, queste due confessioni, vabbè, ci sono differenze teologico-religiose che io però, insomma, le ho guardate, ma non è che... però ci sono anche delle sfumature diverse proprio in campo politico, perché entrambe le città, le confessioni, hanno un articolo dedicato ai magistrati. Allora, nella Confessione Augustana si sostiene la teoria luterana dei due regni, temporale e spirituale, e delle due giustizie. Quindi il potere ecclesiastico, pastori, cose varie, predica, insegna il Vangelo, il potere temporale deve esercitare il governo e la giustizia terrena. Direi che è una visione laica quella di Lutero, perlomeno con la separazione dei due poteri. Invece il discorso della confessione tetrapolitana è un po' più complicato, perché allora il magistrato è un cristiano, e allora la funzione di magistrato è la funzione più sacra che un cristiano possa esercitare, se esercita ovviamente secondo giustizia, eccetera. Ognuno deve adattarsi, deve obbedire alle leggi, e se è cristiano ancora di più, perché deve essere fedele alle leggi, a chi governa, eccetera. E nessuno esercita i doveri di magistrato più degnamente di chi è cristiano e veramente cristiano. Quindi si crea veramente una commistione tra i due ordini, ordine politico e ordine religioso anche nella città, e fra i doveri dei due ambiti,
e chi ha il potere al di sopra non è tanto chiaro, ma poi va a finire che c'erano i magistrati, il potere superiore è quello dei magistrati, perché sono i migliori cristiani, quelli che sono più cristiani. Se sono magistrati che governano bene, però se sono tiranni ovviamente questo non succede. Poi nel 1531 viene stipulata la Lega di Smalcalda, un'alleanza politico-militare di principi e città protestanti. A capo c'è il principe eletto di Sassonia, Federico di Sassonia, e l'Angravio d'Assia, Filippo d'Assia, e questa lega è approvata da Lutero. Questa Lega di Smalcalda si propone di opporsi alla politica di Carlo V, che voleva restaurare la religione cattolica nell'impero, e si chiama di Smalcalda perché viene firmata a Smalcalda, appunto. In questi anni Lutero si viene avvicinando a queste posizioni, abbiamo visto nell'altra conferenza, comincia a riconoscere il diritto di resistenza. Lutero poi muore nel febbraio del 1546, quindi non vede poi come va a finire, cioè che va a finire abbastanza male, lui vede solo questo e muore nel 46, nel febbraio. Nel luglio invece dello stesso anno, 1546, scoppia la guerra di Smalcalda tra la Lega protestante, appunto, di Smalcalda e l'imperatore. La Lega dei principi della città protestante però viene sconfitta dall'imperatore Carlo V nel 1547 e quindi la guerra si conclude con la vittoria dell'imperatore, e poi finirà con la pace di Augusta del 1555, che sancisce il definitivo riconoscimento della divisione tra stati cattolici e protestanti nell'impero tedesco, con i rispettivi territori, ognuno secondo la fede del suo sovrano, secondo la formula cuius regio, eius religio. Ecco, però cosa ne è di Butzer nel frattempo? Allora, Butzer ovviamente non si trovava male, non è che fosse tanto contento. È stato a Strasburgo fino al 1549. Però nel 1548 l'imperatore aveva emanato un interim, una specie di ordine imperiale, che era anche una proposta, però stabiliva un compromesso dicendo che se i protestanti fossero tornati a una forma religiosa vicina al cattolicesimo, intermedia, avrebbero avuto alcune concessioni, tra cui l'ammissione del matrimonio dei preti, eccetera, ma concessioni abbastanza di poco rilievo. A loro interessavano le concessioni teologiche più importanti. Butzer cosa fa? Non accetta l'interim, va anche a Augusta, dove era stato emanato l'interim dall'imperatore, lo mandano a Augusta più che altro per firmarlo, ma lui non firma e lascia l'Alsazia, lascia l'impero e va in Inghilterra. Ovviamente si era già preparato un po' la strada, perché insomma, con quelle dediche. Allora parte con la famiglia, la seconda moglie, i figli delle varie mogli, e in Inghilterra nel frattempo c'era Enrico VIII, lo scisma dal 1534, quindi era una monarchia protestante, anglicana, in contrapposizione all'impero che invece voleva imporre il cattolicesimo. Tra l'altro, quando Enrico VIII aveva quei problemi perché voleva divorziare la moglie Caterina d'Aragona, ma c'era un po' di difficoltà, insomma, perché il Papa non voleva, aveva chiesto pareri a vari intellettuali, tra cui Tommaso Moro, che l'ha rifiutato, e tra cui un parere anche l'ha chiesto a Butzer, il quale ha mandato un parere che pare fosse favorevole. Pare che Butzer non credesse granché al matrimonio, forse perché ne ha fatto 2, non so se sia comunque, e quindi aveva in qualche modo riconosciuta la liceità del divorzio, e quindi anche per questo venne accolto bene alla corte. Poi non c'era più Enrico VIII, che era morto, ma c'era Edoardo VI, però c'era sempre l'arcivescovo Cranmer, che era quello con cui lui era in contatto. E quindi a questo punto Butzer, alla fine della sua vita, entra in contatto non solo in teoria, come aveva fatto nel commentare ai Romani, ma proprio concretamente con le grandi monarchie europee, con in particolare una monarchia molto potente, quella inglese, appunto, che si era staccata dalla Chiesa di Roma. Rimane a Roma, però, a Londra pochi anni, perché muore nel 1551. Cosa fa a Londra? Tiene lezione a Cambridge, è Regius Professor of Divinity, collabora con l'arcivescovo Thomas Cranmer e compone anche la sua ultima opera, De Regno Christi. Anche qua c'è l'introduzione, ma non ve la leggo perché non è il caso.
Cosa dice in quest'opera? È dedicata ovviamente al re Edoardo VIII, definito come un re cristiano, e in quest'opera propone il modello di una monarchia cristiana, ovviamente che non sia tirannide, e dice che la monarchia cristiana può e deve essere a imitazione di Cristo, e che in realtà anche Cristo si assoggettava all'autorità terrena, e quindi l'autorità politica può comandare anche in campo religioso, diciamo. E nella sua dedica affida la realizzazione di questa monarchia cristiana al re d'Inghilterra Edoardo VI. Ovviamente l'opera fu accolta con grande favore dal re, venne conferito un dottorato in teologia a Cambridge a Butzer, ci sono già dottorati, si vede, però poi si ammala e muore a febbraio del 58, muore presto. Viene sepolto a Cambridge. Dopo la morte purtroppo le sue ossa non possono stare tranquille, perché la regina cattolica Maria, la figlia di Caterina, fa riesumare i resti e li fa bruciare nel 56. Poi quando va al potere, sul trono Elisabetta, la figlia di Anna Bolena, quindi protestante, viene riabilitato, ma ovviamente quello che era successo. E cosa ne di Strasburgo? In questi anni Strasburgo aveva accettato l'interim ed era tornata al cattolicesimo con quelle piccole concessioni che l'imperatore aveva fatto. Grazie. Grazie alla professoressa Falchi. Ci sono degli interventi, delle domande, delle curiosità? L'argomento è complesso. Sì. Lo so. Vabbè. Complesso e anche articolato. Non si capisce, ma si sarà capito un pochino. È un po' complesso, sì. Sono cose Prego. che bisognerebbe leggere più che ascoltare. Grazie. Scusi, io avrei una curiosità. La Repubblica di Genova com'è messa rispetto all'imperatore Sacro Romano Impero? Non lo so, sinceramente non lo so, però non ci ho pensato. So che faceva parte anche l'Italia settentrionale dell'impero. Scusi, la Repubblica di Genova è totalmente spagnola, perché era spagnola, hai ragione. con Andrea Doria, che Hai nel ragione. 1528 fa la famosa riforma che riordina l'amministrazione e il governo di questo Stato, fa una definitiva scelta dalla Francia verso la Spagna. La Spagna è soggetta all'imperatore. Sì, ma non tutta la Spagna, una parte della Spagna era a frammenti. Ma sono un problema di scelte politiche. È vero però, e la professoressa lo sa certo meglio di me, che anche a Genova, come in altre parti del paese, ci sono dei fermenti di non poco peso. Certo. Ma questo sarebbe un discorso ancora più complicato. Comunque la Repubblica di Genova è assolutamente, proprio nel Cinquecento, filo spagnola, ma lo era peraltro anche la Francia. Non era soggetta alla Spagna, Sì, era filo spagnola politicamente, soggetta è una parola pesante, non era affatto soggetta, era proprio per rimanere lungamente indipendente ha scelto di essere una fedele. Ma mi perdoni, soggetto è un conto, ma non faceva parte dell'impero, non faceva ecco. Era, tra virgolette, sceglie Andrea Doria di fare un'alleanza con la Spagna, sottraendosi a quello che invece fino a poco tempo prima era un maggiore rapporto con la Francia, e questo avviene per motivi, non so se abbia fatto bene, questa è la storia, è un motivo di tipo politico e, come ben sappiamo, anche economico. Da qui è il siglo de los genoveses. Altre domande? Prego. No, volevo sapere, perché ha parlato di riforma, ha parlato dei principi, dell'impero, ma il papato, come lo mettiamo? Il papato era con l'impero. Che rapporti ha avuto? È ovvio, era con l'impero il papato, senz'altro. E se no c'erano le scomuniche, se uno andava contro c'erano le scomuniche, certo. Certo. Sì, non ne ho parlato perché parlo della parte politica, ma è però ovvio. Lutero era contro. Lutero ha preso la prima scomunica, poi Butzer ha preso la scomunica, insomma, e poi tutti quelli che si sono contrapposti hanno preso la scomunica. E d'altra parte a loro non interessava il papato, sinceramente, volevano solo staccarsi, perché forse l'imperatore sì, quello c'aveva il rapporto con il papato. Sì.
in maniera molto semplicistica. Si ha un po' l'impressione poi che la fortuna di Lutero sia stata anche quella di essere stato adottato dai principi per ragioni politiche, per staccarsi dall'imperatore, cioè forse lui non aveva neanche questa idea così rivoluzionaria, diciamo, tra virgolette. Beh, queste cose ci sono nella storia indubbiamente. L'interesse del potere è anche quello di rendersi autonomo, di rafforzarsi, quello senza. E vi ho detto che i principi e anche le città, per affermare la loro autonomia, a volte sfruttavano la causa religionis, no? Cioè dicevano io seguo questo, seguo quell'altro, poi quindi c'è sempre un rapporto così, il potere è sempre fondato anche su questi aspetti, senz'altro. Sì. Grazie. Poi sinceramente io non lo so, forse nel Cinquecento era più facile, ma fare delle guerre, eccetera, proprio solo per motivi religiosi lo trovo. Un singolo sì, i martiri ci sono sempre stati, ma un gruppo, mi sembra, con ricchezze, tutto sembra strano. Però qui c'è indubbiamente c'è una grossa commistione in questo secolo e non solo, e in questi ambienti, ecco, fra potere, ricchezze, forza militare, anche un aspetto della religione che magari condizionava anche il popolo. Era importante la religione per ottenere l'obbedienza del popolo. Sì, altre domande? Che cosa resta, professoressa Falchi, di questo? Oggi ci sono ancora degli elementi che sono frutto di questi contrasti e di queste nuove visioni del rapporto fra religione e istituzioni politiche. Me, intanto c'è una cosa, parlando del discorso delle città repubbliche, eccetera, nel Cinquecento nasce qualche cosa che noi ora consideriamo scontato. Per noi è ovvio, no? Vabbè, la monarchia, sì, vabbè, i re d'Inghilterra vanno come si vestono. Voglio dire, io non sono molto, molto monarchica, ma insomma, però è una cosa carina, ma non dà fastidio. Però siamo molto abituati a tutto il resto, ma non è costato fatica, sangue e tutto il resto, sì. E lei mi dicevi del rapporto con la religione? Cioè, se ci sono, cosa c'è nelle nostre istituzioni oggi, nelle nostre concezioni statuali, quanto del dibattito, per quanto con delle controversie tra Butzer, Calvino, Lutero, Zwingli? Beh, dipende nei vari paesi, perché di Butzer, ad esempio, Lutero è molto diffuso ancora, ci sono chiese luterane, forse in Germania molte, non so, Calvino, tutta la Svizzera, Francia, ma l'America, Butzer non so. Anche Ungheria. In Ungheria c'è un'elevata percentuale di calvinisti, ho scoperto di recente. Queste linee riformate che si sono diffuse ovviamente condizionano la mentalità e quindi anche i rapporti di potere, di obbedienza, disobbedienza, eccetera. E Butzer non saprei però il fatto di portare avanti questo dibattito senz'altro c'è ancora, perché la religione, e poi ci sono i paesi islamici anche che non c'entrano niente, ma voglio dire, la religione per certi aspetti porta all'obbedienza, no? E altre volte può portare alla disobbedienza secondo come si colloca, e quindi il condizionamento c'è ancora. Certo, adesso nei nostri paesi occidentali non si vede granché, però in altri paesi lo vediamo, insomma. E poi insomma nel 500 anni la storia lentamente costruisce, forse ora stiamo bene, sì, non si sa, sì, stavano peggio a quell'epoca, però passino si costruisce, no? Perché dove andremo? Non lo so, qualcuno lo vedrà? Non saprei. Se non ci sono altre domande vi dico solo grazie ancora alla professoressa Falchi e vi dico che lunedì 3 marzo ci sarà la conferenza di Patrizia Perego, accademica, su tecnologie sostenibili e innovative per la valorizzazione dei residui agroalimentari, da rifiuti a risorse.